Amici miei, siamo ancora qui, come ai tempi di Mani Pulite, cercando di contrastare l'illegalità che c'era nella Prima e c'è nella Seconda Repubblica. Soltanto che nella Prima Repubblica la potevamo combattere, perché esistevano gli strumenti per combatterla. Il reato di falso in bilancio, il reato di concussione per induzione, la cosiddetta datazione ambientale, il reato di illecito finanziamento ai partiti. Quando hanno visto che Mani Pulite poteva liberare il Paese da queste illegalità, hanno cominciato a criminalizzare i magistrati, ma soprattutto a fare leggi per cancellare con un colpo di spugna quel che prima erano reati. Prima il governo Berlusconi ha eliminato il reato di falso in bilancio, poi il governo Monti ha eliminato il reato della concussione per induzione, adesso hanno proposto di eliminare il reato di illecito finanziamento ai partiti. E allora resistiamo, come disse Borrelli tanti anni fa. Come? Sottoscrivendo questa petizione che vi propongo, che inviamo al Capo dello Stato, al Capo del Governo, al Presidente della Camera, al Presidente del Senato, affinché loro, che rappresentano le massime istituzioni, impediscono, finché sono in tempo, questo ulteriore scempio di legalità, questo ulteriore scempio dello Stato di diritto. Orsù, resistiamo e agiamo.